La partita tra l'Albatros di Lercara Friddi e l'Olimpica Akragas, valida per la nona giornata del girone A di promozione, verrà recuperata il prossimo 28 novembre. Il rinvio è stato dovuto al maltempo che ha colpito sia la nostra provincia che quella di Palermo. Rinviate anche le partite del Casteltermine Oratorio San Giro e Giorgio, Cinque Torri Trapani Don Carlo Misilmeri, Libertas 2010 Racalmuto Valle Lunga, Villabate Cammarata. I risultati delle partite giocate invece sono stati i seguenti: Vis Borgonuovo Don Bosco Palermo 0-1, il Gattopardo ha vinto a Balestrate per 1-0, il Monreale ha vinto a Salemi per 1-0. La classifica a seguito della vittoria del Monreale vede a pari punti il Monreale e il Salemi a 21 punti, l'Oratorio San Giro e Giorgio a 19 e il Misilmeri al terzo posto a 17. All'ultimo posto il Vis Borgonuovo con 3 punti e il Camarat a 5 punti, nonostante abbia però 2 partite in meno. Intanto ci si aspettano tante novità per la squadra olimpica dell'Akragas, come ci ha dichiarato ai microfoni della trasmissione A Tutto Campo Giovanni Amico. Importanti novità societarie che si sono concretizzate negli scorsi giorni e che saranno formalizzate e comunicate nei prossimi giorni, nel corso della prossima settimana, riguardano l'ingresso nell'associazione sportiva dilettantistica di un gruppo di tifosi, di professionisti agrigentini. Io considero questo un fatto importantissimo in quanto è nel solco di quello che ci eravamo prefissi ed è un primo passo per costruire una compagine societaria che possa poi definire un progetto sportivo e rilanciare la squadra di calcio ad Agrigento. Sono state già date le cariche societarie, Giovanni? No, siamo ancora in una fase nella quale dobbiamo formalizzare l'ingresso nell'associazione e per farlo e anche per comunicare i nomi e quant'altro abbiamo bisogno di qualche giorno perché vogliamo comunicarlo nel migliore dei modi, perché quello che manca in questo momento a mio avviso è il coinvolgimento totale della città e dei tifosi. Io noto con dispiacere, ma purtroppo un po' senza avere possibilmente la capacità io di coinvolgere queste persone, noto con dispiacere, dicevo, che ci sono larghe parti della tifoseria e soprattutto di soggetti che hanno sempre seguito con grande interesse l'Akragas che sono assolutamente disinteressati rispetto al progetto dell'Olimpica Akragas.